signor Galan, che è del partito di Forza Mose, che lo conoscete, dal consorzio Venezia Nuova prende questa busta. Io non so cosa ci sia, però... Con un tocco di teatro farsesco, come dire, ridere per non piangere, l'Altro Veneto mette in scena davanti agli uffici di Veneto Strade una manifestazione di protesta. Basta cemento, basta tangenti, è lo slogan che campeggia sugli striscioni. Una protesta ambientalista per dire no a quel sistema delle grandi opere che tra le sue peggiori falle ha mostrato la piaga tutta italiana di essere troppo facile terreno per il malaffare. Stop alle grandi opere perché moltissime di queste grandi opere vengono decise esternamente al controllo pubblico, quindi si tratta di riportare la decisione della pianificazione territoriale nel controllo pubblico. L'Altro Veneto ora possiamo, questo è il nome della lista che nasce dall'ispirazione dell'altra Europa di Tsipras, tra i suoi punti di riferimento primari all'ambiente e la consapevolezza della delicata fragilità del sistema idrogeologico del nostro territorio regionale. Prima di pensare a alcune grandi opere che potrebbero anche, come dire, incrinare ancora di più questo equilibrio, andiamo a pensare alle vere grandi opere, la manutenzione di tutto il territorio. L'attacco alla cementificazione selvaggia è comunque durissimo. Tra gli esempi ritenuti negativi l'ospedale dell'Angelo, la metropolitana di superficie, la pedemontana, con il suo sistema del project financing, dove dovrebbero essere i pedaggi a ripagare gli investimenti. Se per caso non arrivano i soldi dei biglietti, la regione copre lo stesso. Allora anche questa è una tangente legalizzata, perché i privati a questo punto non rischiano più nulla.